Yemma jao, yemma jao, yemma jao, ah, yemma jao, yemma jao, yemma jao, yemma jao, ah, yemma jao. Buonasera a tutti, ciao, 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 ecco, ecco. Vedo che mi guardate stupiti, sono io. Vi dovreste già essere abituati, cioè, perché se non mi riconosce neanche il pubblico in studio, figuriamoci come li affezioniamo a casa. Quindi continuano ad andare avanti le nostre puntate, ho perso anche un po' il conto, saremmo arrivati già a 3, mi dico, beh solo 3? Sembra una vita che facciamo solo 3. Bene, oggi abbiamo delle sorprese. Intanto, scusate, faccio gli onori di casa anche al pubblico che non è qui fisicamente, ma attraverso lettere ci percepisce, arriva la nostra fisicità, le nostre onde arrivano da loro. Come state? Ecco. Ma non lo dico perché dovete rispondere a me, perché non potete rispondere a me, però pensateci per voi stessi, come state? È una domanda in realtà molto profonda, che poi molte persone in realtà lo dicono senza nessun trasporto, molti dicono come stai? E te stai per rispondergli, questi sono già girati dall'altra parte, scusa aspetta che ti dico come sto, allora perché me l'hai chiesto? Era una formalità, una frase fatta, un cliché, una cosa non sentita. Poi ci sono quelli che dicono, come stai? Te dici, ma bene. Passano 2 minuti, come stai? L'ho detto prima, cioè, o pensi che sono un lunatico che ha degli sbalzi d'umore o non hai ascoltato. Poi ci sono quelli che hanno già deciso come stai te, ti guardano, non ti vedo mica bene. Ha già deciso loro, invece mi sento bene. Cioè è difficile dire come si sta veramente, perché ci sono tanti aspetti della nostra vita, per cui sommariamente si dice bene, ti passa oltre e si prosegue. A parte che è diventata una vita sempre più, come posso dire, precaria per le persone, non sai mai da che parte viene il pericolo, da cosa ti devi guardare, di cosa ti devi rallegrare, fai fatica a capirlo. Cioè, una signora l'altro giorno, ho letto sul giornale, che ha visto uno scarafaggio in casa, allora si è terrorizzata, è riuscita a schiacciarlo in qualche maniera, poi ha preso la paletta per l'immondizia, gliel'ha messo su e poi è andata a metterlo nella tazza del water. Poi non lo so, aveva paura resuscitasse, ha preso una bomboletta di Baygon, gliel'ha vuotata tutta su, per dire, è arrivato a casa il marito dal lavoro, oggi è tragico dirlo, quando uno dopo una giornata stressante non ne può più, vuole chiudere col mondo, si chiude in bagno, si è chiuso in bagno, si è acceso una sigaretta, si è seduto sulla tazza del water, dopo aver fumato un po' la sigaretta ha buttato la cicca, ecco, non è bello ridere perché una persona ha sofferto, è esploso il water, la moglie ha chiamato prontamente l'ambulanza, sono venuti a caricarlo per portarlo in ospedale, lo portavano giù in barella per le scale, la moglie gli ha spiegato come è successa questa cosa, a uno dei portantini è venuto da ridere quando ha sentito come ha fatto lui adesso, è caduto 2 o 3 volte per le scale, non sai mai da che parte viene il pericolo. Un'altra signora, per dire, l'altro
giorno aveva deciso di fare la pulizia generale della casa dopo diversi mesi, aveva preso anche il divano, come si chiama? Il divano l'aveva pulito accuratamente, poi anche quei tappeti che si comprano nelle televendite, dai, che voi li comprate, come si chiama? Quelli cosa sono? Egiziani, quei tappeti lì. Ecco, era riuscita con immensa fatica a metterlo sul davanzale per provare di scrollarlo un po' col battipanni, solo a un certo momento si è srotolato, gli stava andando lei per tenerlo, è andato, cioè, per cui è diventato, il pericolo può essere ovunque. Vabbè, non volevo mica iniziare una puntata così in modo catastrofico. Abbiamo subito un protagonista qua che lo chiamo subito, dai, abbiamo degli ospiti, li vogliamo subito utilizzare. Abbiamo Ceccarino. Allora, ho detto giusto la prima, per cui non te la prendi. Ceccarino, ho detto giusto. È ottimo, Ecco, sì. Non correggere la cosa fatta bene, per favore. Correggo quelle fatte male, Sì. piuttosto. Allora, io intanto ti chiamo per sapere questa cosa. Mettiamoci... posso stare di là? Vieni, tranquillo, sia il tuo profilo migliore? Sì, va già via il pubblico. Ecco, volevo sapere, allora tu adesso oggi ti devi esibire? Mi hanno messo nella scaletta, cioè, tra l'altro, scusami, è la mia trasmissione, sei qui, non ti avevo neanche chiamato io. Come no? No, volevo sapere, tu so che fai satira politica. Satira politica. Ecco, questo un po' mi preoccupa, cioè satira politica di che genere? Sai, è un attimo oggi in Italia avere... La satira, la politica già la fa da sola, no? Perché basta lasciarli parlare, fanno satira, sono diventati autoironici. Io dico sempre che da quante bugie dicono, adesso hanno cominciato a dire la verità perché non si credono più neanche per se stessi, no? E allora quindi già la satira è qui. Ma non ti preoccupare, non è che ma chi mi mandate in trasmissione? Tutta una trasmissione sulla politica, figuriamoci se inizia così, dove andiamo a finire? Cioè... Lo scopriremo solo vivendo. Scusa, ma i testi, avrei bisogno come presentatore, scusa, mi rivolgo alla regia, come presentatore, se la trasmissione la devo seguire io, mi darete i testi dell'ospite? Assolutamente no, i testi sono miei. Ci sono delle musiche che non sono le mie. Non ho detto che voglio i tuoi testi, voglio supervisionarli, volevo guardare. Sì, te li faccio sentire dopo, dai. Poi se vanno bene li fate ascoltare, se non vanno bene li fate ascoltare lo stesso. Se no che sono venuta a fare io. Cioè, Dai, minimo. Cioè, a far così però, scusate, viene proprio evidente che io comando come il 2 di coppe a briscola se comanda spade, se il briscola è spade. Sai, io conosco cuori, quadri, picche e fiori, però mi fido, Se dici che spade comande, non me ne intendo di quello io. E quanto tempo durerebbero? Ma io queste canzoni? Ma ho portato una cosa un po' televisiva, 4 minuti e qualcosa, piccola, se no durano di più, voglio. Cioè, parli però di politici non conosciuti, cioè No, tutta gente, quelli che non vedi mai in televisione, quelli, tutti i volti secondari, sì, non ci sentirà nessuno coinvolto. Garantisci tu per questo, quindi. No, che garantisco io? No, che ho detto? No, io ho pensato alta voce. Io non garantisco niente. No, adesso un attimo, davvero non è possibile guardare i copioni? Sì, no, sono là dietro che stanno copiando i copioni, sono 2 amici miei, dai, lascia stare. Cioè è proprio spiritoso fino al midollo. Stai tranquillo, non parlerò male di nessuno, che non sia politico, ok? Vado, posso andare? Guardi il pubblico, ma dietro ce l'hai l'avvocato, comunque non sono microfonati, non si sente, dovrebbe avere un megafono nei polmoni perché si sentisse da quassù. Vabbè, volevamo fare una trasmissione proprio disimpegnata per i giovani, spiegare ai giovani di non farsi infinocchiare dalle mode, per esempio la moda del piercing. Oggi si sentono ganzi perché c'è il piercing, cioè ci si fa un tagliettino nel sopracciglio, ci si mette un anellino, un buco nel naso, ci si mette un brillantino, e sulla testa se li mettono sulla lingua che fanno fatica a parlare. Che uno dice, se non sai dove metterli, comprati un portagioie. Il fatto è che la casa non è sicura se questi si portano le cose appresso.
Fatto sta che una volta arrivava il rapinatore, strappava la catena alla ragazza e scappava. Lo fa adesso col piercing, gli rimane attaccata la tiroide e lui si impressiona e sviene. Abbiamo l'ospite, avete visto che prima ho annunciato Ceccarino, mi sono sentito con Ceccarino proprio a mio agio, per cui chiamo il secondo ospite prima, inizio col secondo ospite, ecco Loris Smeraldi, eccolo qua. Che ci farà un bel monologo sull'infanzia. Bene, non so se avete mai provato a confrontare la foto di un bambino d'oggi con quella di un bambino di una volta. Se lo fate a casa capirete immediatamente qual è il bambino di una volta. Il bambino di una volta è quello con la faccia da coglione, sì. Ma non era colpa sua, abbiamo dovuto subire di ogni. Eravamo stati appena deposti nella culla e arrivava la processione dei dadi. E ogni dado si chinava per chiederci sempre la stessa cosa. Lo fai il sorrisino al dado? E perché non fai il sorrisino al dado? E perché? È perché c'eravate certe fiatelle, cari dadi, che non vi si stava vicino. Io me le ricordo tutte, quello dello zio Giovanni che sapeva di grappa perché beveva, quello dello zio Walter che sapeva di tabacco perché fumava, ma la peggiore era quella dello zio Giorgio. Lo zio Giorgio sapeva di essere affetto da litosi e ingurgitava del gran colluttorio alla menta, per cui quando io mi trovavo nella sua zona fiatella avevo l'esatta sensazione di essere in una pineta dove qualcuno aveva cagato da poco. E poi vogliamo parlare del linguaggio d'allora? Ma come ci parlavate? La mela era la mella, l'acqua la bubba, il mare la bua, il bambino il bibo, la bambina la biba, il dado la dada, il tato la tata. Che io a furia di sentirmi dire mella, bua, bibo, dado, tata, tata, io dico, oddio, o sono nato in una famiglia di deficienti, o questi qui sono dislessici, perché altrimenti non si spiega perché si devono esprimere in questo modo. E come ci pettinavate? Il caschetto. Una scodella in testa per poi tagliare i bordi. E noi che giravamo per casa con questa improbabile pettinatura farfugliando mella, bua, bibo, dado, bibo, tata, tato. E i parenti si guardavano e dicevano, oddio, questo ci viene su ritardato come lo zio Gino. E alle bambine andava forse peggio, perché cosa gli facevano? La banana, questo orrendo bozzolone vuoto, dove neanche il passero solitario del leopardi, l'uccello più sfigato del mondo, si avrebbe mai fatto il nido. E oltre a parlare, oltre a pettinarci in questo modo, ma come potevamo non diventare dei poveri idioti quando alla gita domenicale eravamo in tre, io sono figlio unico, il babbo che guidava la mamma, e la mamma si girava verso di te e ti faceva sempre la stessa domanda. Chi è il babbo? E chi è il babbo? E chi è? E che cazzo, siamo tre, due adulti, io sono il bambino, e stavi per indicare il babbo, poi pensavi, ma non sarà mica una domanda tra bocchetto? Indicavi la mamma. La mamma guardava il babbo e diceva, tesoro, questo qui ci nasce ritardato come lo zio Gino. Così siamo cresciuti. E per farci mangiare, mamme, le avete fatto tutte, Il cucchiaio cosa diventava? L'aeroplanino, quanta pappa può portare l'aeroplanin che viene dal mare? Poca con quel cacchio di evoluzioni che gli facevate fare, compreso il giro della morte. E noi avevamo fame, volevamo mangiare, ma non sapevamo parlare e ci esprimevamo come i controllori di volo in aeroporto. E la mamma cadeva i cucchiaini e diceva, questo mi nasce ritardato come lo zio Gino. Ecco perché siamo cresciuti così. A miei tempi non c'era Activia, si cagava lo stesso, lo assicuro. Non c'era Activia, ma c'era il piccolo confetto Falqui al dolce sapore di prugna. Tu ingurgitavi questo piccolo confetto Falqui, andava giù attraverso l'esofago e quando era giù guardava cattivo, fisso l'intestino, lo stomaco, il colon e poi urlava, ora scatenate l'inferno! E tu te la facevi addosso che neanche la porta del bagno facevi tempo a vedere. Si è capito 5 anni dopo il perché. Il nome commerciale del prodotto non era Falqui, ma Falla qui. Sì. Ai miei tempi tutto ci terrorizzava. Adesso le iniezioni non fanno più paura. Pic! Già fatto? Ai miei tempi no. C'erano quei siringoni in ferro e vetro. Mi facevano stendere a pelle di leone nudo mezz'ora prima che arrivasse neanche un infermiere, una signorina qualsiasi. Stenditi che fa un po' arrivare la signorina. E quando arrivava la signorina appena varcata la soglia della stanza, cosa ti diceva? Non tendere il muscolo, sai, perché se tendi il muscolo ti farà ancora più male.
e tu resistevi col culo flaccido. Dopodiché il linguaggio diventava minaccioso e confidenziale. La signorina si chinava su di te e ti diceva: non tendere il muscolo, sai, perché al bambino del pianerottolo di sopra che ha teso il muscolo gli è rimasto conficcato l'ago nel culetto e ha dovuto portarlo in ospedale! E tu resistevi a malapena ancora col culo flaccido. Dopodiché entrava in stanza la nonna. Signorina, mi raccomando, tolga bene tutta l'aria dalla siringa. Non vorrei che rimanesse una bolla d'aria, si crea un embolo e il ragazzo mi rimane paralizzato per tutta la vita. E tu che non si sa come avevi resistito col culo flaccido fino in quel momento ti rigirivi e proprio in quell'istante che ti tirava la siringata. Nonostante la posizione, mai una volta che ti andasse di culo. Grazie. Loris Smeraldi, vieni a prendere l'applauso, è il tuo. Mi incuriosisce questa cosa. Perché un uomo grande, grosso... E coglione, sì. No. Si capiva bene. Sì. Cioè, perché la prendi così alla lontana? Cioè, parli della tua infanzia... Perché sono gli anni che ti segnano irreversibilmente. Non c'è niente da fare. Cioè, ti segnano fino a un certo punto, cioè non mi puoi dire che te alla tua età ti spieghi ancora con una cosa successa a 3 anni, cioè c'è possibilità di reagire comunque. È difficile, è molto difficile. Cioè, ma dai, ma poi dicono l'Italia è in crisi, se uno dice a me 2 anni sono caduto, adesso no, io ho paura a camminare. È difficile, ci proviamo anche col cabaret, cerchiamo di esorcizzare il male che ci circonda, dai. Sì, no, io pensavo invece, la volevo mettere in positivo, pensavo che tu parlassi così tanto dell'infanzia perché avevi dei bei ricordi anche, in realtà, adesso anche, la metti in ironia, però... Sì, no, c'è stato anche qualche lato positivo. Dine uno, dai. È chiaro che è più difficile fare ironia su una cosa bella, è bello ricordarla con nostalgia, forse è difficile farne ironia. Sì, no, è che diciamo che adesso quello che l'ho scritto tutto, diciamo, enfatizzando la negatività, però sicuramente ci saranno anche dei lati positivi. Adesso il pezzo che ho fatto che dura mezz'ora sono tutti negativi, cioè nel senso che dovevo, per far ridere, ho puntato sulla negatività, però sicuramente ci sono anche delle cose positive. Adesso non mi vengono in mente perché, come ti dicevo, dovrei riscrivere un po' al rovescio per vedere. Ho capito. Io ti stavo lontano perché avevo paura avessi la fiatella dello zio Dino. Ma non è vero. Grazie. Quindi, dai, stiamo decollando. Vedi, questo ospite è venuto, ha fatto il suo pezzo, non c'è stato tanto da discutere. Salve. Cioè, se adesso si alza tutto il pubblico, non so, qui facciamo un mercato, vogliamo mettere le bancarelle anche? Ah, bello, Come? direi che sì. Regia? Buono, come posizione. Come posizione cosa? No, magari questo microfono potrebbe stare qui davanti, lo vedo un pochino meglio. Scusi, chi è lei? Lo scenografo? Qui No, intanto veramente... la scenografia non deve intromettersi perché io sono è di Gianni passato... Bonfiglioli. Sì? No, va bene, d'accordo. No, ma io sono passato un attimo perché dovevo guardare... Cosa deve guardare? Allora, il regista ce l'abbiamo, lo scenografo ce l'abbiamo, Sì. il pubblico sta seduto, come vede tutte queste persone sì, educate. infatti vedo già tutto pronto, infatti è molto... Scusa, chi è lei? Regia! Io sono un presentatore, sì, infatti dovrei condurre la trasmissione Cioè, chi quando... questa trasmissione? Mi hanno detto che devo venire a condurre Scusi, la trasmissione con uno studio... Ma chi gliel'ha detto? Ma una trasmissione, non so se è questa o No, magari se un'altra... in questa vuol dire che l'ha mandata. Probabilmente Cioè, perché non son può contenti? essere... Cioè non va bene, non sono contenti No, della mia condizione. Beh, non lo so, questo non spetta a me dirlo assolutamente, poi comunque vedo che... Perché lei la secondo conduce da me non tanto faremo tempo. un gran salto di qualità, poi dopo, cioè non lo so, dov'è la sua eccellenza, in che cosa? L'eccellenza è tutte le cose di cui mi circondo, chiaramente, non in me, ma in tutto quello che sono capace di portare, ovviamente. O secondo me prendetelo pure, ma... Ma tanto qui il posto fisso non esiste più, no? Giusto? Siamo Vabbè, tutti precari. Io siamo sono tutti precario, precari, ma per così esempio. siamo proprio Io sono un presentatore precarissimo. in bilico totale, cioè se uno non Mi sa dicono neanche... lei vada, io mi presento, vado e presento e poi dopo vado. Cioè si rende conto che intanto lei non è adatto poi a presentare gli ospiti perché intanto interrompe, non mi lascia parlare, non mi lascia argomentare. Ah, perché lei doveva anche a me. presentare degli ospiti in questo momento? Sì? Sì. Ah,
Anche degli ospiti, no, infatti bene. Vabbè, no, vediamo come fa. No, perché dai. pensavo fosse una trasmissione... Adesso tra un po' dobbiamo fare il lancio pubblicitario. Intanto- Venga su, lo faccia lei, dai. Venga pure. Lo Posso... faccia lei. È stabile, sì, sì. Io perfetto. dico, se dobbiamo anche lavorare così, poi non si arriva mica da nessuna parte. No, pensavo che sulle prime quando sono entrato pensavo fosse una trasmissione in cui si vendevano i quadri, perché ho visto che No, c'era qui ci una cosa... rifacciamo un po' alla storia del teatro, alla commedia ecco. dell'arte, alla tradizione teatrale molto succosa italiana. Bene, sembra una bella cosa. Se vogliamo fare una convention di presentatori, mandatene altri 3 o 4, ci troviamo tutti qua sopra. No, ma io la come saluto, dico- la ringrazio. Niente, grazie e a lei. finché la trasmissione è mia, lei non torni. Va bene, d'accordo, va bene. Io quando mi chiamano vengo, ha capito? Quindi se non mi chiamano non c'è nessun problema, io faccio qualsiasi cosa. Arrivederci. Cioè, ha preso l'applauso perché è andato via. Se stava qui non lo prendeva. Che brutti tempi, è vero. Va bene, allora pubblicità. E ricordatevi, siate un po' matti se non volete impazzire. Siamo qua, ecco, siamo di nuovo arrivati. Facciamo, no, ma mi ha fatto ridere prima questa cosa che ti mandano un presentatore in trasmissione, ma dove siamo arrivati? Vabbè, allora, visto che il presentatore c'è già, si sta preparando, io faccio l'attore, faccio l'ospite. Questo è un pezzo, mi rifaccio a quello che si diceva prima con Smeraldi, con Ceccarino. Ceccarino io non so neanche se lo faccio esibire, sinceramente, perché a me quello lì... Comunque, facevamo questa scena per, diciamo così, denunciare il comportamento dei dirigenti, dei politici in zone dove c'erano state calamità, dove c'era stato il terremoto. Lo vediamo molto spesso, le popolazioni colpite da tragedie, da disgrazie, dopo poco tempo, quando la vicenda non fa più notizia, vengono dimenticati, vengono lasciati un po' a se stessi. E noi denunciavamo sta cosa, perché l'abbiamo visto troppe volte, che so, la notizia sul terremoto data al telegiornale tra una notizia di Balotelli e una dell'ennesimo matrimonio di Clooney o dell'ennesima fidanzata di Clooney. Non è quello il modo di trattare i problemi. Ecco. Perché secondo certi media la situazione di un terremotato è pressappoco questa. Arrivano questi giornalisti d'assalto, arrivano, come dice? Vuole intervistare, cosa vuole che le dica? È andata così, cioè stavamo facendo le solite cose che si fanno quotidianamente prima di un terremoto, normale, cioè un castello di carte di 2 metri, una camminata sulle mani, la mamma in giro per la casa con la pentola del brodo bollente, mio cognato che si era portato il lavoro a casa. Che lavoro fa? L'artificiere. Stava disinnescando una bomba a tempo in salotto. Cioè le cose che fanno tutti i giorni. Il quadretto di una famiglia felice, tutti riuniti nella nuova casa. Quella comprata con grandi sacrifici. 25 anni di mutuo pro capite, quello di tipo agevolato. Agevolato nel senso che quando vai a pagare puoi dare del tuo al banchiere, basta. Quella sera la mamma disse: ho uno strano presentimento, cioè, siccome lo dice tutte le sere quando al telegiornale vede la faccia di Mentana, anche quella sera non le diamo credito. La famiglia si riunì a tavola con il nonno capotavola. Il nonno al momento del secondo si ricordava sempre della sua gioventù, diceva che allora aveva sempre desiderato un pappagallo parlante. E adesso che il tempo è passato gli dà fastidio avercelo di plastica e di poche parole. Cioè, mia sorella nubile cercava marito e continuava a scartare gli scappoli. La televisione ci parlava della stabilità del paese.
Improvvisamente la cellulite della nonna cominciò a tremare e il nonno, che tremava di suo, si fermò. Vedemmo precipitare dalla finestra la signora del piano superiore. Mia sorella, che voleva fare l'attrice, disse: questa volta in televisione ci andiamo. Io presi un taxi al volo e mi feci male. Arrivò la protezione civile che ci salvò da quella incivile. A mio cognato scoppiò l'ordigno tra le mani e perse la sua virilità, ma ritrovò se stesso. Quella volta perdemmo tutto, tutto perdemmo, ma un onorevole di passaggio diretto a Montecitorio ci ha detto di stare tranquilli, che al prossimo terremoto, secondo lui, sicuramente vinceremo! Ecco, grazie, ecco, grazie. Troppo veloce questi cambi, avrei dovuto cambiarmi, insomma, chiaramente una scelta così avrei dovuto vestirmi in modo adeguato, ma non c'era tempo, perché se tu vai via da presentatore ti tolgono subito il posto e devi anche fare l'attore, cioè è una vitaccia, veramente una vitaccia. A proposito di satira e a proposito di battute che scadono, di situazioni che si trasformano, per cui rendono il monologo non più attuale. Facciamo un esperimento, andiamo a prendere dall'archivio uno spezzone di uno spettacolo che feci io una vita fa. Sembro il figlio di me stesso, ma però abbiamo accesso a questo archivio perché è quello che ci costa meno e qua si bada, il palinsesto bada a risparmiare. Per cui andiamo a vedere e facciamoci noi da soli il nostro ragionamento sul fatto che quelle battute sono ancora attuali oppure no. Oggi si lavora troppo, ragazzi, lavora in una fabbrica, no? E mi diceva che il ritmo di lavoro è insostenibile, è pressappoco questo, si chiama Marco, è pressappoco questo dove lavora lui. Vedi gli operai che parlano veloci, Mario! Oh! Dammi la chiave inglese! Non ce l'ho, qui siamo in Italia! Allora dammi quella italiana! Non la trovo! Dammi la chiave del 18! Non sono mica un antiquario! Poi arriva il capo, l'imprenditore dice: come andiamo operai? E lì per impressionarlo iniziano a correre. Ne hanno trovato uno che correva, dice: ma cosa fa lei? Io corro, altrimenti vi fanno fare qualcosa, allora corro. Cioè, chi ha... L'applauso non mi importa tanto, ma mi ero spaventato perché sentivo che applaudivate una alla volta, dico stiamo qui fino a domani. Chiaramente l'atmosfera non è questa in tutti i luoghi di lavoro, in altri luoghi di lavoro l'atmosfera è diversa. Al Ministero a Roma è così l'atmosfera. Mario! Di corsa? Oh! Oggi sono un po' agitato. Vieni a far colazione? Io l'ho già fatta, ma la rifaccio. Aspetta che arrivo di corsa. Che oggi sono arrivato dopo, ma vado via prima. Ceccarino me l'hanno imposto, a questo punto lo faccio venire, me l'hanno imposto dalla direzione, io non mi oppongo alla direzione. Vieni qua, l'ultima intervista per vedere se ci capiamo, perché non è che sono... Stai meglio, ti senti... Non far mica lo spiritoso farlo col pubblico a casa, non far mica lo spiritoso, perché litighiamo subito. Volevo chiederti una cosa, ma anche il fatto di fare satira politica ti comporta di stare sempre aggiornato, di leggere non so quanti giornali al giorno, perché vedete il Fatto Quotidiano, la vicenda... Adesso si va con internet, non si legge i giornali tutti i giorni, ci si informa. Vabbè, comunque sempre informarti devi. Ah, sicuro. Sì. Sì. Ma posso avere l'altro presentatore per 2 minuti? No, scusa, perché mi chiedeva meno cose. Allora No, chiedo scusa. Una strofa in meno nella canzone. Una strofa in meno. No, una bella domanda. Il problema infatti è questo, facendo satira si scherza ma ci si informa tanto e poi quando ci si informa tanto si gonfia, è così. Quindi vuoi dire che vivevi meglio prima? Sicuramente.
No, nell'ignoranza non si vive meglio. Adesso so più Non cose. guardare me, cioè, no, a me non mi va mica bene questo atteggiamento qui. Ho pensato alta voce, forse. Si è Te devi capito stare che- più scusami. ospite, meno così aggressivo, più ospite. Più, Ok. Bene, che Quindi- devo dire? Quindi, No. sì, no, la satira è una cosa che ti coinvolge, la politica ti prende, no? Ti prende ti prende, insomma, ci prende un po' tutti, quindi è questo. Beh, la infatti. politica fatta, dipende, la politica di Gandhi, di Mandela, ti quella- prende bene. Ma quella che non è neanche politica quella, è talmente sublime in confronto a quello che vediamo qui in Italia che... Beh, Dai, non sprechiamo una parola. Va bene, vado via. Se capisci che insomma quel ruolo lì ti implica di essere più serio o di politica. va bene, porto via le masserizie e ti lascio lavorare. Posso fare? Sì. Prendo il microfono gelato? E allora ne approfitto per raccontarvi una favola politica musicale che parla di un paese dove cambiavano di continuo i governi. Ogni governo che arrivava tagliava qualcosa. Io taglio le province, io taglio le regioni, io taglio anche i stipendi, mi sembra. Questo paese si chiama Italia. E l'italiano era stufo di tutta questa situazione e non gli rimaneva a cantare soltanto così. Buongiorno Italia fra il kebab e il sushi, che delle noci ora mangia anche i gusci, ed i negozi con la scritta compro oro, e 1 su 2 che non c'ha più un lavoro. Buongiorno Italia con i saldi e sconti, che son finiti da prima di Monti. Con Equitalia che ci stressa l'esistenza, c'è chi ancora guarda l'apparenza. Buongiorno Italia e ai suoi governanti, che son dei ladri proprio tutti quanti. Fanculo a voi che vi spacciate da eroi. Lasciatemi cantare, non ho più niente in mano, ce l'hanno messo e l'hanno fatto piano piano. C'è poco da cantare ad essere italiano, mi sa che da domani cambio, divento talebano. Ha ragione, ha tutto il diritto. L'italiano ha il diritto di parlare così. Abbiamo cambiato 20 anni uno, 3 anni l'altro, cioè hanno cambiato più governi. Il problema è che in Italia c'è quello che io chiamo il teorema delle dimissioni. Cioè i nostri politici si sentono autorizzati a fare qualunque cosa, tanto il massimo della pena che gli possono dare? Le dimissioni. Dove devo andare a chiedere scusa? Ma ragazzi, si sentono autorizzati a fare tutto. E poi accadono cose strane, cose assurde, inspiegabili, cose tipo prendi Scajola, dagli una casa, chiedigli quanto l'hai pagata. Non mi ricordo, è prima di Monti, io pensavo ci fossero i sconti. L'occasione non si fa scappare, se paga un altro non pensarci su. Me l'ha detto anche Silvio, è un affare, l'ha chiesto a un esperto, si chiama Dudu. Ha detto, ragazzi, Dudu è intelligente. Ha detto Silvio che Dudu è più intelligente di Gaspari e Brunetta messi insieme, l'ha detto lui. Gli ha fatto anche la campagna elettorale a Silvio Dudu. Invece Renzi, per dire lui, ha scelto il coccodrillo. Comunque ognuno sceglie l'animale per fare la campagna. Grillo, c'hai il grillo? Sapete come fanno? Ve lo spiego così. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno tutti quanti per chiappare il nostro voto. Come fa Silvio? Silvio! E Alfano? E la Russa? Diciamolo! E Grillo? E Casini? E Brunetta? Io! E Renzi? Il nostro Renzi come fa? Promette i soldi in qua e là,
Ma dove li ha trovati? Per me se li è stampati, perché se sono veri cerchiamo d'essere seri, che di 10 miliardi sono tanti anche gli zeri. Il nostro Renzi come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Lui va per la sua strada e poi male che vada ti dice stai sereno e se ne va. Stai sereno? Grazie. Grazie. Bene, io adesso non so se devo lasciare il palco perché sennò dopo sarei il terzo presentatore, non credo che sia il caso stasera. Grazie Davide. Grazie. Va bene. Posso andare? Sì. Passo dietro perché non voglio impallarti nei pochi minuti che ti rimangono di programma, grazie. Ti sei divertito? Abbastanza. Come mai applaudite sempre di più gli altri, ho notato? Ecco, sono simpatici, va bene. Quindi niente, no, è ovvio che poi non bisogna scaricare tutti i problemi solo sulla classe dirigente, perché è ovvio che se una persona del popolo si compromette per passare davanti alla fila imposta, dico io, o per un piccolo vantaggio stupido in qualsiasi ufficio pubblico, cioè siamo poi in scala, il meccanismo è lo stesso, anzi. Racconto una barzelletta perché le barzellette fanno parte della tradizione popolare, addirittura lo dice un Nobel come Fo, non lo dico io che insomma posso dire quello che voglio, conta lo spazio che conta. Raccontava le storie, le barzellette sono effettivamente delle piccole pièce teatrali concentrate, proprio sintetizzate in pochi minuti, a volte in pochi secondi, e contengono una saggezza notevole. Questa storiella parla di due amici che si vedono dopo tanti anni, uno lo incontra e dice ciao, come stai? Ma bene. Ma scusa, ma di cosa ti occupi adesso? È tanto che non ti vedo, sono stato impegnato. Sì, ma di cosa ti occupi? È difficile anche da spiegare, faccio prima farti un esempio. Ecco, per esempio, dicevo, tu in casa hai un acquario, sì? Quindi hai dei pesci, va bene. E quindi tu invece non sei un anfibio, sei un mammifero e quindi a te piacciono le donne. C'è una logica ferrea, sì, è vero, non ci avevo pensato. Grazie, ti ringrazio. Poi si salutano, uno dei due amici, quello a cui è stata spiegata questa cosa, incontra un altro amico che non vedeva anche lui da un po' di tempo e l'altro amico dice oh ciao, di cosa ti occupi? Mi hanno appena erudito a una nuova scienza, cioè anch'io faccio prima come hanno fatto con me, più che a spiegarti, a farti un esempio. Te hai un acquario in casa? Cioè hai un acquario con dei pesci? No? Allora sei omosessuale. Cioè, per dire, molte volte siamo molto nella semplicità. Ecco, come hanno detto dal pubblico, questa è bella, cioè tutte le altre, cioè andiamo a chilli qui, cioè stiamo facendo un discorso generale, insomma, approfondendo le cose che possiamo approfondire, tutte le altre no. Siamo arrivati alla fine, non vorremmo mai che arrivasse la fine della trasmissione perché noi con voi ci sentiamo sicuri, ci rivediamo comunque le prossime settimane, ridò un colpo di visibilità che non guasta mai ai nostri ospiti. Vedo che ce n'è uno che si è azzoppato, no? Richiamiamo, per salutare il pubblico, Ceccarino, richiamiamo Smeraldi. Grazie di essere stati con noi. Non so quando potrete tornare perché ci sono molte richieste, cioè,
siete bravi, lo capisco, sì, però insomma noi non possiamo stancare il nostro pubblico che ha sempre bisogno di novità. Stavo scherzando, Ma sono pensavo le permalosi. richieste erano per noi. Ciao a tutti, ciao. Smile, ci vediamo la settimana prossima.